Hanno studiato il colpo nei minimi dettagli. Prima di agire hanno distrutto il quadro elettrico dell'impianto per rendere inattiva l'illuminazione e la videosorveglianza. I ladri hanno agito nella notte tra lunedì e martedì nel mirino il distributore San Marco Petroli in via Zermanese a Mogliano Veneto. Dopo aver scassinato la macchinetta self-service hanno rubato circa 1.700 euro e poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Qualche tempo fa una banda ha fatto irruzione anche nel ristorante che si trova di fronte al distributore. L'anno scorso abbiamo avuto anche noi problemi. Sono entrati anche qua da voi, Sì, mi hanno portato via la casa. no, una TV, una portata via e l'altra l'hanno rotta. Nella stessa notte nel mirino dei malviventi anche una trattoria in via Molino di Ferro a Riese Pio X. Qui i ladri si sono introdotti da una porta secondaria del locale, hanno rovistato dappertutto fino a trovare un mobile dove era custodito una somma di circa qualche centinaia di euro. Poi si sono allontanati. I titolari hanno presentato in queste ore la denuncia ai carabinieri. Immediate le indagini per identificare gli autori dei due furti.